la bocca piena. Spero che si mangi e basta, visto che ho già parlato anche troppo anche negli ultimi giorni, quindi oggi mi prendo una pausa culinaria e ringrazio Valdo per l'invito. Penso ci sia la massima consapevolezza che far politica e avere le idee, forse averle chiare è un po' difficile, quindi noi siamo qua per schiarirle magari a qualcun altro. Goliardia tra leghisti ed ex leghisti. Roberto Marcato, Maurizio Conte, Luciano Sandonà, ospiti della Magna Porcazio, sembrano dimenticare i pensieri e la fase storica che sta attraversando il Carroccio, tutti insieme allo stesso tavolo con un altro ex leghista, Gian Antonio Darè, che viste le recenti vicende del generale Vannacci si sente un po' un profeta inascoltato. Portare a destra un movimento come la Lega secondo me era sbagliato, mi pare che i tempi mi stiano dando ragione. Nemo profeta in patria. È una soddisfazione, ma è una cattiva soddisfazione, perché si poteva fare meglio subito, non ha portato niente, anzi adesso andrà a pescare nel bacino della Lega per fare una sua rete, diciamo, organizzativa sul territorio nazionale, e noi gli abbiamo dato l'occasione per farlo. Molti anche i sindaci leghisti presenti e arrivati da tutta la regione. È l'occasione per vedere tanti ex colleghi, ma anche colleghi attuali, sindaci, amministratori del Veneto, quindi è un momento di ritrovo che non serve solamente per scambiarci le idee o confrontarci su vari temi politici, ma anche per un ritrovo tra amici dopo aver vissuto un periodo intenso all'interno del Consiglio regionale. Diventa innanzitutto un momento conviviale per ritrovarsi, poi in fondo, al di là dello schieramento, dell'appartenenza, lavoriamo tutti per il bene del territorio e quindi non c'è meglio occasione. La compagine leghista di sicuro la più nutrita, seguita da Forza Italia, meno i volti di Fratelli d'Italia rispetto alle precedenti edizioni della Magna Porcazio. Non manca nemmeno l'ala degli indipendentisti veneti. Sono indefessamente impegnato sul mio punto e quindi non mollo. Adesso, per aggirare una sentenza inconsulta, e non a caso dico così, della Corte Costituzionale, ho lanciato un'idea che ha destabilizzato e destabilizzerà non solo il Veneto, nel senso della politica veneta, ma anche Roma, con la fusione del Veneto e Friuli, e la porteremo al risultato.